Cavalli in Villa verso il gran finale. Aperto il sipario sugli ultimi 2 weekend a Rossano Veneto, nello splendido scenario della settecentesca Villa Caffo Navarrini, che tra il 23 e il 25 settembre ha accolto oltre 10.000 persone. Un successo oltre ogni aspettativa per il maxi evento itinerante attraverso la nostra regione, promosso da Fise Veneto, che elegge il cavallo ad alfiere della cultura. Noi dobbiamo ringraziare tutti quanti, perché dalla Fise in primis, perché ha svolto un lavoro immane di pubblicità e di unione di varie attività, il comune col sindaco e tutti gli assessori e soprattutto gli operai. Penso che dia un grosso aiuto anche per far conoscere questo mondo che spesso e volentieri non è molto conosciuto, e per noi è importante che venga, sviluppato un po' di più. Dopo le prime tappe in primavera a Villa Bassi, Villa Farsetti e Villa Pisani Bonetti, ora un doppio appuntamento in provincia di Vicenza, con tanti volontari al lavoro per offrire iniziative e appuntamenti gratuiti e aperti a tutti, come le esibizioni di teatro equestre di Rudy Bellini e il team Action Horses. I numeri artistici e acrobatici preparati da Franz Pagot, direttore della fotografia cinematografica. E ancora il villaggio del bambino con il battesimo della sella. Non sono mancati i momenti di grande sport con il concorso ippico a 5 stelle. Sicuramente gli eventi così nelle ville o comunque nei centri città portano molto pubblico, è cosa che normalmente manca durante i concorsi normali. Si ha un po' più di adrenalina rispetto a magari un concorso dove non c'è nessuno che ti guarda. E anche per i cavalli è una buona esperienza, specialmente per i cavalli giovani. Normalmente abbiamo delle organizzazioni di centri ippici che non sono spesso nelle piazze o in posti dove possono essere ben visibili alla gente. Invece Cavalli in Villa tratto tantissima gente, tantissimi bambini che si avvicinano ai cavalli, alla natura. Penso che sia stata un'iniziativa bellissima. Gran Premio Cavalli in Villa by Capitalia stravinto da Giacomo Bassi, che ha letteralmente sbancato conquistando l'intero podio. Il podio è molto importante, per carità, perché è il mio lavoro, però questa iniziativa è molto bella in generale, nel senso che c'è sempre tantissimo pubblico, cosa che per un concorso nazionale non succede, e è la possibilità di coinvolgere tante persone, no? Di far conoscere questo sport che comunque nel 2022 ha bisogno ancora del pubblico. Adesso c'è la Ride and Bike, che sarà un'altra gara secondo me fighissima. Metà percorso a cavallo, metà in bici, perché l'atleta deve essere sportivo a 360 gradi. Speciale Ride and Bike, la novità di questa tappa per promuovere con un pizzico di divertimento la mobilità elettrica e sostenibile. Quello che Ascol ha raggiunto è molto importante, perché oggi siamo il primo produttore europeo di scooter elettrici e siamo il primo fornitore di scooter per lo sharing. Oggi si sta dimostrando che la mobilità anche all'interno delle città con questi mezzi siano sostitutivi ai servizi pubblici. Cavalli in Villa è natura, territorio e cultura, è arte e spettacolo, ma anche l'occasione per riflettere insieme a 2 sportivi doc, Riccardo Patrese e Miki Biasion, campioni a livello internazionale, su temi attuali come l'importanza per i giovani di appassionarsi ad un'attività. Io vengo da un altro sport, però poi alla fine mi sono appassionato moltissimo all'equitazione e soprattutto all'animale cavallo, perché mi piace anche tenermelo vicino in tondino, fare un po' di conoscenza con lui, andare incontro alle sue abitudini, insomma un modo di approccio, un approccio etologico, di modo che anche non ci sia una coercizione, ma che lui impari a stare insieme all'uomo e ad avere un buon rapporto. Ho sempre praticato sport, soprattutto a livello agonistico fin da ragazzino, però lo sport aiuta a stare in compagnia, ad imparare a comportarsi, e in particolare l'equitazione ha una cosa diversa da tutti gli altri sport, che c'è il rapporto col cavallo, e il cavallo dà tantissimo, e infatti vedi i bambini che
prima si innamorano del cavallo e poi dell'equitazione. E infine uno sguardo concreto alla solidarietà. I proventi della consueta cena sono stati devoluti all'associazione Care and Share che opera nelle zone marginalizzate nel sud dell'India. Con i fondi che noi raccoglieremo questa sera diamo delle borse di studio delle ragazze di 20-21 anni per terminare gli studi ed entrare nel mondo del lavoro in modo da avere una propria autonomia, avere una propria emancipazione e alla fine raggiungere una propria libertà decisionale, che è la cosa più importante. L'1 e il 2 ottobre, ultimo appuntamento di Cavalli in Villa, con ancora 2 giornate ricche di emozioni da vivere. Vi aspettiamo tutti, vi rinvitiamo a farci compagnia perché siete stati meravigliosi e soprattutto tantissimi. E questo è quello che ripaga il nostro lavoro, la vostra presenza.